Questa trasmissione è offerta da Ofma Zootecnica. Buongiorno da Bordano e siamo in diretta e proprio in questi momenti è in corso la cerimonia di inaugurazione della riapertura di questa Casa delle Farfalle, una delle poche in Europa, una struttura che era stata decimata per la sua offerta, nella sua offerta a causa pandemia, quindi come sentiremo in questa oretta che passeremo assieme, di fatto il periodo di apertura sono stati particolarmente ridotti. Si spera, anche visto che è noto che dal 31 di marzo cesserà lo stato di emergenza, si possa almeno recuperare qualche periodo di quelli di fatto tolti, eliminati a causa del Covid. In questo momento sta parlando il sindaco di Bordano, Bellina, che ha avuto parole di grande emozione. Il nostro Caramaschi la sta inquadrando proprio in questo momento. Ha detto sì, sono talmente emozionata che ho dovuto mettere su carta le parole per salutare le autorità presenti. Diciamo che c'è il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, che avremo fra poco qui con noi, ma buona parte della giunta di Bordano, ma anche i rappresentanti dei comuni vicini come Gemona e Venzone, per fare un esempio. Io vorrei scambiare due parole con Gianni Fratte, che è il responsabile del servizio imprese della regione Friuli Venezia Giulia, e chiedo al dottor Fratte il motivo per il quale lei è qui. Ma io personalmente sono qui perché assieme alla Regione e alla Casa delle Farfalle e a una rete di imprese del territorio stiamo costruendo un percorso di formazione per formare delle persone sull'accoglienza turistica. Credo che sia un'opportunità interessante per molte persone di questo territorio, perché l'accoglienza turistica è un elemento fondamentale per una struttura che accoglie, mi sembra, oltre 50.000 persone in un anno, quindi avere delle persone che conoscono le lingue ma sanno accompagnare il turista e il visitatore durante la propria permanenza qui alla Casa delle Farfalle diventa uno strumento importante. Quindi io sono oltre appassionato di questa struttura che visito costantemente, sono qui oggi perché invitato dalla Casa delle Farfalle, proprio perché assieme a loro e a una serie di altre imprese del territorio, di Venzone, di Resia, dove ci sono località turistiche, e stiamo costruendo questo percorso dove andremo a formare persone che saranno molto presenti in quella che è poi l'accompagnamento del turista nella loro permanenza in questi luoghi meravigliosi. Fratte, il fatto che lei è qua significa che bisogna migliorare quella che è l'accoglienza dei turisti. Vediamo proprio a due passi la ciclovia Alpe Adria che proprio transita, passa da queste parti. Che cosa manca? Ma manca secondo me una visione d'insieme delle cose. Noi abbiamo un territorio, il Friuli Venezia Giulia, che ha delle eccellenze dal punto di vista non solo delle bellezze culturali, architettoniche, ma anche delle bellezze naturali, e quindi oggi sempre di più il turismo sta cambiando, è un turismo, lo chiamano esperienziale, dove le persone vogliono vivere il territorio e quindi avere delle persone che non solo si occupano dell'accoglienza free, ma le accompagnano in tutto quelle che sono le bellezze del territorio, a visitare le bellezze del territorio, credo che sia un elemento importante. Oggi
costruire questa rete per offrire al turista, al visitatore, diciamo, quelle che sono le nostre bellezze culturali e anche enogastronomiche di cui il nostro territorio è ricco. E fa bene Gianni Fratta a parlare di eccellenze, guardate che cosa ci sta tutto intorno. Sì, qui c'è la Casa delle Farfalle, oggi tra l'altro una giornata con una visibilità ottima e siamo veramente circondati, assistiti da queste montagne che ci guardano e aspettano di essere esplorate. Allora io direi che possiamo mandare dai nostri studi, dalla nostra regia, e saluto Francesco Snidero, Simone Caramaschi è qui con me a fare da operatore di ripresa, possiamo mandare una clip con immagini di farfalle, così cominciate a incuriosirvi da casa, immagini accompagnate da della bella musica. Eccoci in diretta nuovamente da Bordano, sta parlando Stefano Dal Secco, il presidente della cooperativa Farfalle Nella Testa. Ve lo ricordiamo, vi stiamo raccontando l'inaugurazione della nuova stagione alla Casa delle Farfalle di Bordano. Sarà una stagione, speriamo, veramente piena sia di turisti ma soprattutto per il periodo di apertura. Ricordiamo circa 50.000 le visite medie annue prima della pandemia. Ha appena terminato il suo intervento il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, che ringraziamo, tra l'altro lui in questi 4 minuti ci parlerà sì di farfalle ma anche di un altro evento che ci porta un po' più in alto. Allora Mazzolini, intanto buongiorno. Buongiorno a tutti, insomma essere qua è sempre un piacere. Penso per voi, ma anche e soprattutto per noi che rappresentiamo il Consiglio regionale in questo momento, il quale ha deciso di fare degli investimenti importanti sulle farfalle, su Bordano, ma sull'intera regione Friuli-Venezia Giulia, perché il numero di presenze in questo centro, lo dicevi proprio te, 50.000 persone l'anno sono veramente tante. Noi vogliamo raddoppiare quei numeri. E quindi quegli stanziamenti che abbiamo fatto servono e sono necessari per potenziare questa offerta, ma soprattutto far conoscere le farfalle al di fuori dei confini regionali. Ci stiamo già riuscendo, sono molto bravi a Bordano, un lavoro importante, nato tantissimi anni fa, e noi in prospettiva, guardando lontano, cerchiamo di far conoscere la nostra regione al di fuori dei confini regionali. Dico spesso questo passaggio, ma insomma io che sono Friuli Venezia Giulia, il nostro motto è quello di far conoscere la regione. Le farfalle sono uno strumento, anche il potenziamento della ciclabile, facciamo un esempio, per esempio Moggio, Venzone, Bordano è fondamentale, perché proprio tramite quella bretella, diciamo così, ciclabile porta dal nord-est europeo numeri incredibili di persone d'estate con la semplice bicicletta, arrivano a Bordano, visitano il centro, dormono a Gemona e lasciano quell'indotto importante che fa crescere la nostra regione. Mazzolini, lei citava la ciclovia, l'abbiamo già mostrata prima, non a caso proprio si fa vedere
proprio davanti all'ingresso della Casa delle Farfalle. Ma di fatto è proprio questo, io quello che chiedo anche agli amministratori, se posso permettermi, i comunali, ma anche le comunità di montagna, avere capacità e coraggio di vedere in prospettiva lontana, e questa prospettiva, il cicloturismo è incredibile. A breve chiuderemo una legge regionale che mette in rete tutta la viabilità di montagna, di pianura e del mare, soprattutto strade non asfaltate, e quei percorsi lì diventeranno quei percorsi importanti, il percorso storico, enogastronomico, quello del divertimento, ma soprattutto legato al Friuli Venezia Giulia. Una parte importante poi su questa legge, che ci tengo anche a sottolineare da un anticipo, prevederà per ogni amministrazione che sia interessato, anche associazione, di investimenti e di interventi lungo i percorsi, quindi sistemazione della strada, rifacimento di percorsi. Abbiamo migliaia di strade, di chilometri di strade che neanche noi conosciamo, le mettiamo in rete, con un piccolo sforzo facciamo conoscere un mondo estivo che è incredibile. Mazzolini, 44esimo Gran Premio Giovanissimi 2022, saliamo a Tarvisio, salutiamo i nostri telespettatori e telespettatrici di quelle zone che finalmente ci vedono dopo, insomma, gli aggiornamenti, definiamoli così, tecnologici. Beh, innanzitutto finalmente riusciamo a vedervi anche noi in Val Canale, nella parte alta della montagna della Carnia, finalmente vediamo Telefriuli, per noi questo è un piacere e un motivo in più per continuare a lavorare in questa direzione. Il Gran Premio Giovanissimi, oggi ho voluto avere e portare questa giacca a rappresentare quello che sta avvenendo in 3 giorni nella montagna friulana. Da tutta Italia arrivano i ragazzini più giovani e hanno deciso di gareggiare proprio in Friuli Venezia Giulia. Ieri, proprio all'apertura dell'evento, ho chiesto ai ragazzini, mettete nel cuore, come feci io quando gareggiavo, nel cuore un pezzettino dove siete andati in questo momento in Friuli Venezia Giulia, portate a casa il Monte Lossare, l'emblema dei 3 confini Austria, Slovenia e Italia, che da sempre uniti combattono, diciamo, lo sviluppo di questo territorio. Ed è stato entusiasmante perché 2000 bambini oggi sono in Friuli Venezia Giulia, anzi già ieri, e porteranno il Friuli Venezia Giulia al di fuori dei nostri confini regionali, e sono convinto che alle famiglie e ai genitori diranno: andate a sciare in Friuli Venezia Giulia. Ecco, è un buon motivo anche per parlare della nostra regione. Ma soprattutto sì, guarda, noi i grandi eventi, gli stanziamenti che la Regione fa a sostegno di eventi sportivi, facciamo l'esempio del Giro d'Italia. Il Giro d'Italia ha un determinato costo, ma una visibilità nel mondo incredibile, una visibilità che noi continuiamo a sostenere economicamente, ed è uno dei tanti esempi: concerti, eventi, gare, qualunque tipo di evento che porta gente alcuni giorni nella nostra regione, la porta poi di conseguenza fuori dai confini regionali. Allora, io ringrazio Stefano Mazzolini, vicepresidente del Consiglio regionale, tra l'altro da qui poi si sposterà come una pallina da flipper, così diamo una notizia, si inaugura finalmente la rotonda a Buia, dove c'erano dei lavori che andavano avanti da qualche tempo. Noi adesso andiamo in pubblicità, ritorniamo qui in diretta da Bordano. Ed eccoci con la seconda parte del nostro campanile. Ivana Bellina è il sindaco di Bordano. Siamo entrati dopo aver fatto il controllo del Green Pass, perché lo ricordiamo è ancora obbligatorio. Allora sindaco, intanto voi come comune, come guardate a questa struttura che finalmente riapre? È una gioia, perché dopo, come dicevo, dopo tanti anni, dopo 2 anni di fermo, abbiamo veramente la necessità di uscire da questa pandemia, di vedere gente che gira per Bordano, e la Casa delle Farfalle è un posto dove le persone vengono, dove noi del paese veniamo proprio per soddisfarci, per soddisfare gli occhi con tutte queste persone che qui ci sono ogni giorno, sia festa o sia una giornata qualsiasi, le persone qui vengono. Ci sono parecchi bambini che sono la gioia di tutti noi, a vederli così giocare nel parchetto, a sentire quello che dicono dopo che hanno visto la Casa delle Farfalle, dopo che hanno visto tutti questi animaletti per i quali loro sono amanti, diciamo. Ecco, questo è quello che noi vediamo nella Casa delle Farfalle. Noi vediamo una ripartenza anche del paese, del futuro del paese,
Queste persone che gestiscono la Casa delle Farfalle in questo momento io le vedo molto motivate, le vedo interessate a farla crescere, e quindi per Bordano questo è veramente una cosa favolosa. Che obiettivi avete? Allora, credo che gli obiettivi saranno quelli di farla comunque crescere sempre. Era nata negli anni subito dopo il terremoto come struttura per gli anziani, è stata rivalutata, anche se gli anziani sono delle persone molto interessanti per il nostro comune e noi facciamo molto per loro, ma siamo molto motivati a far crescere questo posto. Allora, io ringrazio il sindaco di Bordano, adesso inizierà la visita che noi vi racconteremo praticamente in diretta, però prima il sindaco parlava di questi animaletti, vogliamo mostrarvi un filmato e nel frattempo noi ci spostiamo, ancora immagini dalla Casa delle Farfalle di Bordano.
Ed eccoci con Stefano Dal Secco, che è il presidente della cooperativa Farfalle nella Testa. Beh, già il nome secondo me non poteva essere cioè proprio scelto per bene. Sì, il nome diciamo che nasce proprio dal fatto che siamo qui alla Casa delle Farfalle. Noi molte delle persone nella cooperativa lavorano fin dall'inizio alla Casa delle Farfalle e quindi questo è il nostro focus di tutta la nostra attività. Noi facciamo molte altre cose, ma diciamo che partiamo da qua e questo rimane ancora oggi il punto centrale, anche perché la Casa delle Farfalle, a prescindere da noi, è ormai da tanti anni il punto di riferimento di tutto il turismo naturalistico regionale e di questo territorio, che diciamo che va da Artegna, Montenars, Gemona, noi, la Val del Lago, col lago di Cavazzo, fino a Venzone, il Parco delle Prealpi, la Varresia, insomma tutta questa zona. Ecco Presidente, un tempo dire hai la testa a farfalle era quasi un modo per prendere in giro, però qui è un complimento. Qui è un complimento, sì. Le farfalle sono un simbolo che è universale, diciamo che a chiunque, tranne qualche eccezione, ma a chiunque piacciono le farfalle, e noi l'abbiamo sempre usato come uno strumento per emozionare le persone, e quando uno è emozionato si apre e riesce a trasmettere dei messaggi. Noi parliamo alla gente, oltre alla bellezza che vedono qui, dei problemi del pianeta, della sostenibilità, di tutte queste cose, cui bisogna fare attenzione oggi sempre di più. Allora possiamo andare un attimo, adesso vorrei mostrare, ci facciamo una camminata Simone, così vi mostriamo anche l'accoglienza e quindi magari presentiamo anche le operatrici che sono da queste parti e che di fatto sono il biglietto da visita che i visitatori trovano. Chi sono queste due donne? Allora, una donna la conosco da tanti anni perché ho deciso di portarmela a casa ed è mia moglie, che si chiama Rossella Crescente ed è la responsabile della didattica, quindi di tutti i progetti educativi. Presidente, che fa anche rima, Crescente è un cognome che è l'ottimismo fatto a persona? Sì. Com'è il vostro rapporto crescente? Come sta in maniera crescente? Io sono l'ottimista del gruppo comunque. E invece l'altra persona? E l'altra persona è Ilaria Cescutti, che è da un paio d'anni con noi, ma è già diventata un pilastro del rapporto col pubblico nostro. Tutte e due comunque, oltre a lavorare qui, lavorano nella sezione educativa didattica. Le scuole sono state ferme per un paio di anni, però sono una delle cose a cui teniamo di più e speriamo che adesso ripartano. Ecco. Sarà una bella piacevole onda d'urto, no? Adesso, dopo tutto questo blocco. Sì, adesso quest'anno riapriamo adesso, quindi a marzo, che è il periodo in cui tradizionalmente si apre la Casa delle Farfalle. Gli ultimi 2 anni purtroppo abbiamo perso molti mesi, si è partiti in estate piena, quindi con un sacco di problemi. Speriamo che quest'anno sia un anno normale, nel senso buono, insomma. Presidente, ecco, da quando è aperta proprio da oggi, quindi i visitatori già domani possono presentarsi qui? Esattamente sì, è aperta e quando si apre, cioè non si chiude più fino a metà ottobre, e quindi è aperta ogni giorno dalle 10 di mattino alle 6 del pomeriggio, tutti i giorni, feriali, festivi, sempre. Non serve prenotare, ci chiedono spesso se serve prenotazione, si viene qui, si fa il biglietto normalmente. E questa è la guida completa Casa delle Farfalle, e veramente in un minuto, Presidente, è la guida firmata da Francesco Barbieri, gli eventi. Allora, quest'anno ripartiamo con la stagione piena e ripartiamo soprattutto con una quantità di eventi eccezionale che sono di vario tipo, da alcune cose tradizionali, le notte delle farfalle che facciamo sempre, escursioni con l'ecomuseo, ma soprattutto stiamo lavorando per fare rete sul territorio e quindi collaborazioni con un sacco di associazioni, cooperative che lavorano qui, dal biciclette, volo libero, aria aperta, di qualunque tipo, cioè perché vogliamo proporre un'offerta coordinata del territorio. Ecco. Allora noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi abbiamo il direttore scientifico della Casa delle Farfalle, Francesco Barbieri, che è l'uomo che ha messo la firma su quel volumetto.
e ci porta veramente a due passi, a pochi centimetri dalle signore farfalle. Ed eccoci con la terza parte del campanile che stiamo trasmettendo da Bordano. E mentre mi preparavo a entrare in diretta guardavo questi pannelli con dei numeri che sono piuttosto allarmanti. 800 le specie estinte negli ultimi 500 anni a causa dell'uomo, ettari di foresta tropicale, 28 che vengono distrutti ogni minuto dall'azione dell'uomo, 180.000 le specie di farfalle descritte fino ad oggi, solo il 10% sono farfalle diurne. Insomma, noi abbiamo delle belle responsabilità, Barbieri. Assolutamente sì, e le farfalle, come avete letto, rappresentano molto bene la biodiversità del nostro pianeta e quindi leggere appunto le farfalle è un modo per capire il mondo e anche per capire noi stessi. Che cosa ha alle sue spalle? Questo è il percorso introduttivo della nostra mostra. Queste bellissime immagini servono proprio per spiegare come sono fatte le farfalle. Come potete vedere qui c'è la parte di anatomia, quindi parliamo anche di come vivono, delle antenne, parliamo dell'apparato sensoriale, parliamo della famosa polverina sulle ali che molti non sanno, ma non serve a volare, ma serve perché dà il colore alla farfalla, che ovviamente è fondamentale. Perché se le farfalle sono colorate ci deve essere un motivo e se lo sono tanto il motivo deve essere anche molto importante. Abbiamo ovviamente la parte che riguarda lo sviluppo, quindi il bruco, perché le farfalle ci piacciono anche perché sono un po' il simbolo della trasformazione. Qui infatti, se vedete, abbiamo tutto il ciclo vitale, quindi partiamo dall'uovo, il bruco, la crisalide e la farfalla adulta. E oggi in effetti apriamo proprio le porte della Casa delle Farfalle per la nuova stagione, potremo vedere le farfalle proprio appena nate, perché stanno nascendo proprio in queste ore. Abbiamo più di 1000 crisalidi, io dico in forno, ma non si può dire perché non è vero, ma lo chiamiamo i forni, sono le nursery, sono delle scatole climatizzate, perché ovviamente essendo farfalle tropicali devono stare in condizioni controllate, specialmente durante lo stadio di crisalide, che è il momento più delicato. Ecco, qui abbiamo anche dei rarissimi esemplari in collezione che vengono dal nostro museo, che si chiama Muffa, il Museo delle Farfalle e delle Falene. Abbiamo degli esemplari molto particolari, l'insetto più lungo del mondo. Abbiamo anche la famosa sfinge, la falena, che Darwin aveva previsto solo perché aveva scoperto un fiore che secondo lui era adatto solo a una farfalla con una proboscide molto lunga che ancora però non si conosceva. Quindi lui, non sapendo dell'esistenza di questa falena, pensò che ci doveva essere ma non era ancora stata scoperta. Ironia purtroppo della sorte che venne scoperta 3 anni dopo la sua morte. Darwin quindi non ha mai potuto assistere a questa cosa ed è l'unico caso in cui si è prevista una specie animale o vegetale senza che venisse scoperta prima. Quindi raccontiamo anche queste storie. Questa è la parte sui colori. Ovviamente i colori sono una delle caratteristiche più importanti per le farfalle. Spieghiamo perché le farfalle sono di certi colori. Beh, alcune le conoscete, come la zigena, che questa l'ho fotografata qua davanti sul prato, quindi è una farfalla nostra, ed è una farfalla velenosa, ha delle sostanze tossiche, cianuro, e il suo colore ci dice proprio quello, mentre le farfalle gialle e nere spesso ci dicono che sono veloci e quindi hanno un colore di quel tipo là solo per ammonire i predatori e dire loro lasciatemi perdere, tanto non ce la potete fare. Qui abbiamo poi mimetismi particolari, se vuoi vedere sono crisalidi che sembrano dei serpenti, falene che sembrano delle api o delle vespe, ma non lo sono, farfalle di specie e gruppi diversi, però sembrano identiche, si imitano a vicenda perché per ottimizzare l'effetto del colore. Ecco. Adesso dove andiamo, Barbieri? Adesso finalmente entriamo dentro le serre. Questa appunto è l'anticamera e l'abbiamo Birba, il nostro pappagallo che abbiamo adottato, un pappagallo amazzonico che è un Birba. Birba, sì. È un
Guardate da casa come si è messo quasi in posa, avendo apprezzato l'avvicinamento del nostro Caramaschi, e noi con grande emozione salutiamo Birba, giriamo di 180 gradi e entriamo in questa serra dove appunto c'è una sorta di allestimento, la foresta tropicale, e c'è appunto l'ingresso, c'è questa tenda, eccoci qua. E la temperatura è già cambiata. Ecco, dove siamo arrivati? Qui siamo in Africa, nella serra africana, infatti già a sinistra vedi un pitone palla, lo vedi? È un serpente che abbiamo adottato anche questo, perché molti animali ci vengono portati da persone che non possono più tenerli, anche perché alcuni vivono decenni, alcuni anche secoli, come il pappagallo. Questo è un pitone africano che ci racconta una storia molto interessante, è uno dei pochissimi serpenti che cova le uova. Pensate, voi sapete i serpenti sono a sangue freddo, ma alcuni come questo tremano per produrre calore durante lo sviluppo delle uova in modo da aumentare la velocità. Proprio covano come fanno gli uccelli, ed è un caso veramente particolare. Ovviamente potete vedere anche il colore mimetico. Ecco, adesso seguitemi. E vedete che alla Casa delle Farfalle non ci sono solo le farfalle, ma abbiamo visto questo rettile, e con Barbieri andiamo a vedere, entreremo, chissà, vediamo che cosa ci mostra il buon Barbieri. Colgo l'occasione per presentarvi Manuela Rossi, una biologa che fa parte di noi, insomma. Lei si occupa anche di tutti gli animali, è lei che ci ha preparato questa bellissima rappresentanza. Queste sono crisalidi vive che stanno aspettando di schiudersi. Ci metteranno ancora una settimana, sono proprio le prime. Vi faccio vedere la diversità di forme e colorazioni. Molte sono mimetiche, no? E questo ha senso. Guardate, questa è una farfalla civetta che sembra una foglia, anche con le finte nervature. Quindi un mimetismo di tipo criptico, che adesso in realtà si chiama mascheramento. Qui invece abbiamo anche delle crisalidi che sono argentate e dorate. Guardate, sembrano veramente dei gioielli d'oro, di metallo, perché sono farfalle velenose, e si ritiene che questo colore detto aposematico serva proprio per pubblicizzare la tossicità di questi animali. I colori delle farfalle non hanno niente a che fare col colore delle crisalidi, come potete vedere, perché sono animali, sono stadi che vivono in condizioni così diverse e hanno esigenze ecologiche diverse. Quindi, guarda questa per esempio, sembra proprio una fogliolina accartocciata. Grazie Manuela. Avevi qualcos'altro? No, preferisco... Abbiamo dei coleotteri meravigliosi. Questi vengono dalla Tanzania. Guardate. Ovviamente fanno finta di tanatosi. Guardate il colore meraviglioso, metallico, viola, blu, e cambia a seconda dell'angolo da cui li guardi. Ecco, questi sono stati allevati con tanto amore, lo posso dire da Manuela. Ci mettono circa un po' meno di un anno come ciclo. Sono parenti delle coccinelle, dei nostri maggiolini, e sono chiamati anche coleotteri dei fiori. In realtà gli adulti mangiano frutta, ma dopo vi farò vedere anche delle larve. Bellissimo. Manuela, da quant'è che fa questo mestiere? Allora, io collaboro con la Casa delle Farfalle ormai da 10 anni e faccio un po' la guida, insomma seguo un po' anche la parte di allevamento e didattica. In realtà poi io sono un insegnante, ma la passione per questi animali e insomma per questa struttura è rimasta, quindi continuo a collaborare con loro, sì. Quanto sono delicati? Ma a dire il vero loro sono abbastanza resistenti, più di quello che pensiamo. Sono animali ovviamente che riescono a sopravvivere a condizioni ben peggiori di quelle che trovano qui alla Casa delle Farfalle, perché in natura immaginiamoci che le temperature, la pioggia, insomma non è così controllata come da noi, quindi sono più resistenti di quello che si pensa. Grazie Manuela. Grazie, arrivederci. Noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità perché abbiamo ancora 12 minuti a disposizione che il buon Barbieri utilizzerà nel miglior modo possibile. Ed eccolo qua, vi facciamo vedere in diretta sulla mano di Barbieri questo esemplare straordinario di camaleonte.
Certo, questo è un maschio di camaleonte del Madagascar, camaleonte leopardo. Questo è il primo giorno, lo stiamo appunto liberando all'interno della serra africana. Sarà molto contento finalmente di passare alla residenza estiva. Ovviamente è un animale che alleviamo da quando è nato, e quindi è assolutamente abituato alla mia presenza. Ci mangia qualche farfalla, certo, ma è bello rappresentare anche la predazione. La natura non è fatta solo di Hello Kitty e Candy Candy. Ci sono ovviamente anche degli episodi in cui vedi mangiare una farfalla. La natura è anche questo. D'altra parte dobbiamo pure vivere di qualcosa. Adesso andiamo direttamente nella serra asiatica a liberare le farfalle che sono appena nate. Seguitemi. Quindi con Barbieri vi mostriamo qualcosa di esclusivo, quindi avete visto il camaleonte come si è fidato di questa persona che di fatto vede quotidianamente. Là ci sono anche dei pesciolini e delle carpe, quindi entriamo da questa parte e andiamo, caro Caramaschi, a liberare delle farfalle che sono appena nate e guardatele qui. Questo è il bar delle farfalle. Questo è il bar delle farfalle. Come vedi ci sono, adesso è un po' difficile riprenderle perché si scappano. Qui ce n'è una proprio che sta suggendo il nettare che abbiamo preparato noi, acqua e zucchero. E come vedete, le biglie che vedete là dentro servono perché così le farfalle non si imbrattano di acqua zuccherina appiccicosa, ed è il modo, diciamo, migliore e più efficace per nutrire le nostre farfalle, anche perché essendo centinaia e centinaia. Barbieri, sicuramente mi sai dire che farfalle sono? Certamente, quelli lì abbiamo maschio e femmina di un papilio lowi delle isole Filippine. Guardate che bella quella, scusami, sul bar delle farfalle, una femmina di papilio rumanzovia, oltretutto una forma abbastanza rara, perché le femmine possono avere 3 forme diverse, no? Un po' come da noi che possiamo essere biondi, rossi o mori. Ecco, guardate che spettacolo. Il colore rosso e nero è tipico delle farfalle velenose, in realtà è un'imbrogliona. Guarda il maschio che la sta corteggiando, la vedi? Ecco, vedi il maschio? Gli va davanti. Chissà come andrà a finire, Barbieri. Ma io credo di saperlo, ma vedremo, non possiamo esserne sicuri. Ecco, poi abbiamo visto questa nebulizzazione, a cosa serve? Qui dobbiamo avere un'umidità superiore al 70%, e quindi sempre nebulizzazione, sempre pioggia e ovviamente temperatura. Vi faccio vedere anche, perché sono spettacolari, gli insetti foglia. Questi sono animali che stiamo allevando da poco tempo. È un insetto foglia cosiddetto rosso. Adesso vi faccio vedere direttamente. Qui abbiamo una femmina adulta, la vedete? Spettacolare. Questi vengono dall'isola di Timor, Indonesia. Questa è una femmina adulta, vedi? Le ali che sembrano, con le nervature finte, sembrano una foglia. Quando invece la femmina non è adulta, non ha le ali, vedi? Però ha sempre questo colore estremamente mimetico. Ed è, non vi preoccupate che sono animali che, ovviamente, insetti che sono estremamente resistenti e rimangono immobili quando non vogliono farsi infastidire. Noi ovviamente questi li alleviamo da generazioni, ci mettono più di un anno per crescere, quindi siamo contenti. Liberiamo le farfalle appena nate, grazie Walter. Walter Questa è da tirare? Sì, grazie. Ecco, allora, vabbè, qui vediamo, speriamo di riuscire a girarvela. Una delle farfalle più spettacolari, si chiama Papilio, ecco, Palinurus. Guardate che meraviglia. Questo è nato solo poche ore fa ed è pronto a volare. Insomma, ok, vi faccio vedere il Papilio rumanzovia di prima, la femmina, guarda che spettacolo. Anche questa è una forma rara, molto bene. È sempre, guarda che roba. Eccola qua. Guarda anche le dimensioni. Questa è una femmina, come dicevo, la riconosci perché ha il rosso anche sopra. Invece il maschio, che è questo, ha il rosso solamente nella parte inferiore. Lo vedi? Questo è il maschio. Vedi che sopra non è rosso? E questo è il modo per riconoscere, in questo caso, il maschio e la femmina. Ma è un'eccezione. Guai a sfiorarle perché sono molto delicate. Chiaro.
bisogna saperle toccare e quindi voi non fatelo perché ovviamente non rischiate di ferire la farfalla. Guarda che spettacolo. Oh, c'è anche Agamennone. Oh, scusa, non ti preoccupare che ci pensa Walter. È rientrata. Va bene, vi lasciamo qua e andiamo subito in Amazzonia perché Walter mi ha detto che sono nate le bellissime farfalle morfo. Sono le farfalle... Qua però merita... sì, Guardate che sguardo fiero. Questo è un drago barbuto dell'Australia, un maschio, abbiamo adottato anche questo, è una lucertola molto grande australiana, e vive, mangia sia qualche farfalla, anche lui, ma per lo più verdura, è più vegetariano diciamo degli altri. Ecco, colgo anche l'occasione per dire non comprate rettili per tenere a casa, perché dopo 10 anni vi sarete stufati, il rettile ne vive 50 e poi verrete da noi a chiedere se li possiamo tenere. Capita? Sempre, e noi non li possiamo più tenere perché non è che possiamo avere tanti animali, noi possiamo tenere quanti ci servono per poterli esporre e mantenere in salute. Barbieri, voi non potete diventare una sorta di orfanotrofio dei rettili, no? Lo farei volentieri, ma non abbiamo le risorse perché amiamo gli animali e ovviamente ci piace prenderci cura specialmente dei più fragili, ma veramente non ne abbiamo la capacità. Colgo anche l'occasione per farvi vedere la farfalla cobra. Questa è una delle falene più grandi, come vedete, un maschio e una femmina. Il maschio, vedete come si riconosce, le antenne molto più grandi. Pensate che riesce a trovare la femmina seguendo il feromone fino a quasi 10 km di distanza, quindi un sistema estremamente efficace. Allora, andiamo a liberare le farfalle morfo. Eccoci qua. Oh, vedo anche tantissime farfalle civetta. Eccole qua. Le farfalle morfo vengono dal Costa Rica. Uno di noi vive là e abbiamo, guarda che spettacolo, abbiamo aiutato a realizzare un progetto di allevamento che queste sono farfalle che vengono allevate le donne del Polvenir. Sono un'associazione di donne che vive nel nord del Costa Rica e allevano crisalidi e grazie a questa attività che noi stiamo aiutando a sviluppare riescono a vivere e a mantenere anche le loro famiglie facendo un lavoro che non sia troppo pesante. Barbieri, allora noi siamo praticamente in chiusura. Ti posso chiedere, riesci a appoggiarmene una sulla spalla così porta anche fortuna e così vi salutiamo con la farfalla? Guarda, una farfalla civetta con l'occhio finto, è una farfalla caligo sempre del Costa Rica. Come vedi l'occhio finto serve per spaventare, ma vedo che te non sta funzionando con te, vero? Bellissima. È bellissima, sì. E questa si nutre di frutta in decomposizione, quindi si troverà anche bene. No, scherzo. Barbieri mi ha fatto la battuta. In chiusura dovevo farla. Beh, si è affezionata sulla perché c'è la spalla decomposta. No, certo, no, in realtà deve ancora volare. Deve ancora volare. Fresca. Barbieri, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. E su questo noi ci salutiamo e vi auguriamo una buona giornata e venite alla Casa delle Farfalle che da domani praticamente possiamo dirlo. Chiaro, ormai oggi ci mettereste un po' di più, quindi è meglio che direttamente da domani. Grazie a Simone Caramaschi e alla regia del nostro Francesco Snidero. Arrivederci e rimanete sul canale 11, 2 volte numero 1. Questa trasmissione è stata offerta da Ofma Zootecnica.